Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio, Linea Rovente oggi punta sul volontariato e sulla solidarietà con due ospiti che considero due colonne portanti di questo mondo. Cominciamo da Concetta Carravetta, che è vicepresidente del CSV di Cosenza, Volontà Solidale. Noi abbiamo ristretto e sintetizzato il sottopancia perché altrimenti il nome è troppo lungo, e Pasquale Peri che torna con noi. Siamo stati insieme il 20 dicembre per parlare di un periodo importante, ma abbiamo detto che è tutto l'anno importante, quindi lontani da feste o altro ci siamo rivisti, anche se si è appena conclusa una festa importantissima, sì, proprio per il quartiere in cui opera la Casa di San Francesco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai telespettatori. Allora, abbiamo tante cose da dire perché abbiamo incontrato Concetta Carravetta durante la partita Cosenza-Trapani. Il CSV è stato protagonista sugli spalti di questa partita importante per il Cosenza, importante per il CSV, che è venuto fuori. Partiamo subito con le immagini che Mario Scarpelli ha selezionato in questo momento, pochi secondi, però c'è uno striscione rappresentativo. Ci dici cosa dice, perché purtroppo i tecnici di Reve Sport non hanno stretto sulla scritta. Sullo striscione c'è scritto "la cura in un sorriso", perché quest'anno in campo abbiamo rappresentato tutte le associazioni che operano in ambito ospedaliero, e quindi è una frase che racchiude in sé un po' il senso dell'operare in ospedale, cioè un sorriso che possa alleviare con delicatezza ma anche con incisione quello che sono poi le varie storie, le varie situazioni. Ne approfitto per ringraziare ancora una volta il Cosenza Calcio e la dirigenza per questa opportunità che ci hanno concesso. Penso, facendo una riflessione che condivido con voi, penso che in realtà sport e volontariato non siano poi così lontani, sì, nel senso che in entrambi i casi è necessario un gioco di squadra, ognuno nel proprio ruolo, però con un obiettivo comune. Magari nel primo caso è più una palestra del fisico, nel secondo è più una palestra dell'animo e degli altri sensi. Felici di esserci stati. Da una visita degli atleti, io non ero presente perché il giovedì sono di turno qui a Ten e ogni anno mi perdo questo evento, però alla prossima cambierò turno. Però è stato anche quello un bel momento. Certo, la squadra, una rappresentanza della squadra e della dirigenza è venuta presso la cittadella del volontariato ad incontrare proprio personalmente le associazioni di volontariato. Questa porta aperta è importante sensibilizzare e conoscere, è importante sfruttare queste occasioni per lanciare dei messaggi importanti. Abbiamo iniziato lo scorso anno con la sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione degli organi, quest'anno ripeto i volontari in ospedale. Colgo di nuovo l'occasione per portare anche dei numeri, dei dati certi. I volontari, le associazioni che operano in quest'ambito hanno una storia lunga, da 40 anni, entrano nei vari reparti e nelle varie corsie. La più giovane invece da meno di un anno. Colgo ancora una volta l'occasione per dire che ad oggi noi contiamo 33 associazioni di volontariato ospedaliero nella nostra provincia, però ci sono altre realtà presenti che non si ritrovano in questo elenco da noi censito, saremo felici di accoglierli e quindi di inserirli in questo elenco. Ecco, l'anello di congiunzione che vi lega sono le nuove povertà.
ne abbiamo parlato a lungo con Pasquale Perri nell'ultima puntata, situazione che sicuramente non è migliorata. I dati sono preoccupanti per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, 55% in Italia, in Calabria scusate, mentre qualche anno fa soltanto era al 35%, erano dati sicuramente migliori. E poi c'è la crisi della famiglia che ha reso tutto più difficile, quello che era un po' l'ancora di salvezza è diventato. Anche voi vi occupate di nuove povertà, ne parleremo fra poco. Sì. Intanto dal 20 dicembre cosa è cambiato? Intanto avete avuto l'attenzione anche del Sole 24 Ore, perché il 28 aprile è stato pubblicato un articolo molto interessante dove la speranza diventa certezza, questo è il titolo. Sì, e ci ha molto meravigliato l'attenzione del Sole 24 Ore sulla nostra realtà, che addirittura è stata definita come una realtà di eccellenza del terzo settore in Italia. L'immagine che il Sole 24 Ore ha restituito è stata sostanzialmente questa, quella di rendere un servizio di accoglienza espressione di una speranza che diventa concreta, dal momento che i nostri ospiti o comunque tutti coloro che si rivolgono a noi trovano insieme al conforto di quanto è necessario materialmente anche il supporto e il sostegno per riprendere un po' in mano le fila di una o di tante esistenze che il più delle volte sono segnate dalla solitudine, dalla sofferenza, dalla povertà economica e non solo. Noi abbiamo anche delle immagini della Casa di San Francesco che abbiamo girato nel mese di dicembre e all'epoca accanto a un'altra struttura, quella esterna dedicata alle donne, c'era anche una struttura in costruzione che riguarda per un altro aspetto. Sì, giustamente anticipavi di quanto i fenomeni della povertà comunque aumentino, ma direi anche di come si diversifichino nel tempo. Il più delle volte l'approccio istituzionale alla povertà o comunque ai bisogni della gente vuole che nascano prima le risposte ai bisogni anziché che queste risposte vengano in qualche modo concepite meglio alla luce di quanto il povero, comunque chi si trova nella difficoltà, manifesta. La linea di tendenza o la politica per certi versi di contrasto alla povertà che stiamo ponendo in essere tiene conto proprio di questo, della necessità di fornire delle risposte che il più delle volte siano calzate meglio al bisogno che viene espresso. Stiamo vedendo le immagini della nuova casa Madre della Misericordia che abbiamo inaugurato nel 2016 e che attualmente accoglie le donne che prima erano alloggiate nello stabile di Via Smara. Di fianco speriamo nel primo autunno del 2018 di inaugurare un nuovo polo medico ambulatoriale che fornisca assistenza medico-specialistica gratuita naturalmente ai meno abbienti. Nei prossimi giorni speriamo di poter coinvolgere anche gli altri attori del privato sociale che sono attivi in città e che si preoccupano anche di soddisfare lo stesso tipo di bisogno, perché la modalità con cui il servizio verrà concepito possa essere la più coinvolgente, la più inclusiva anche da parte di chi insieme a noi in città svolge un ruolo di servizio a favore dei poveri o comunque di chi vive nel bisogno. È una struttura in continua evoluzione, anche perché poi qualche giorno dopo la nostra trasmissione c'è stata l'inaugurazione di un'altra struttura dedicata alle ragazze madri. Sì, il 6 gennaio del 2018 abbiamo inaugurato nei locali storici della Mensa dei Poveri, di fianco il convento del Santissimo Crocifisso, una piccola casa famiglia dove attualmente sono accolte 4 donne, ragazze madri migranti con 4 bambini. Purtroppo, Gianluca, siamo nel pieno della settimana, della 13ª settimana per le comunicazioni sociali. Il Papa, nel presentare questo evento annuale, come slogan ha ripreso un passaggio del Vangelo di Giovanni nel quale Gesù dice: la verità vi farà liberi.
e in qualche modo il Papa lancia una sfida contro le fake news, perché effettivamente la verità possa essere sempre promossa. Devo constatare quanto, nostro malgrado, purtroppo nel passato non ci sia stata la capacità di attenzionare bene la crescita del nostro ente. Ci terremmo che pian piano comunque si affermasse questa nuova identità che per certi versi rimane ancorata anche ad un passato che l'ha vista sorgere, ma che si rinnova e che si proietta nel futuro volendo dare risposte sempre più buone ai bisogni della gente. E noi siamo qui per questo, per Grazie, aprire infatti... una finestra ciclicamente sulla Casa di San Francesco e chiarire qual è il ruolo, quali sono le possibilità per le tante persone che ne hanno bisogno. Chi arriva a Cosenza in Italia come le donne migranti, noi immaginiamo, sono 4, ma quanti posti ci sono in questa struttura? Sono 4. 4, quindi siamo quindi diciamo che sono 8 in totale, 4 mamme e 4 bambini, li abbiamo occupati. Che periodo possono permanere da voi? Allora, proprio stamattina ricevevo la visita a Casa San Francesco di un organismo di tutela dei migranti che lavora di concerto con le autorità dello Stato, perché i tempi ancora di permanenza non sono sufficientemente chiari. Immagino che anche a livello istituzionale si approntino delle linee nuove per delle forme inclusive dei migranti che facciano esaurire nel tempo l'emergenza e sviluppino delle forme di integrazione molto più efficaci, che superino la fase dell'assistenzialità vera e propria e volgano... Certo, voi dovete intervenire nella prima fase per poi avere delle sistemazioni diverse. Sono donne che hanno anche subito violenza o sono in situazioni di pericolo? Sì, purtroppo nello spaccato dell'accoglienza ai migranti o comunque a coloro che arrivano nei territori europei per richiedere protezione internazionale ci sono diverse forme di disagio che vanno colte. Nell'universo femminile delle ospiti migranti la casistica è sicuramente elevata di quante fuggono dai loro territori proprio perché è oggetto di violenza o di tratta. Alcune delle nostre ospiti purtroppo hanno caratterizzato la loro storia anche per situazioni di questo tipo. Ci stiamo soffermando a considerare l'universo dei migranti, ma ci tengo a ribadire che la percentuale di utenza più alta nelle nostre case è purtroppo rappresentata da... Nella scorsa puntata, a parte la visita che abbiamo fatto nel Centro della Misericordia, questa nuova struttura, abbiamo anche intervistato delle persone, degli italiani, dei cosentini che dopo, con una storia personale alle spalle di separazioni, divorzi, si trovano in una situazione di indigenza. Adesso ci sono circa una novantina di ospiti Allora, complessivamente ruotano, intanto le strutture attive in città sono quella di Via Smara, la Casa Madre della Misericordia su Vero Moldomontagna, la Casa Famiglia per le donne migranti di fianco al convento. Abbiamo un'esperienza di gruppo appartamento per uomini vicino il Bar Due Palme, quindi nel pieno centro della città. Complessivamente... Casa appartamento per uomini che hanno difficoltà... Sì, per uomini che hanno esaurito un periodo di permanenza nella struttura, cioè nelle comunità vere e proprie, e che hanno dimostrato forme di autonomia molto più spiccate per le quali potersi sperimentare anche in contesti abitativi ripeto, più autonomo, cioè comunque con un'organizzazione della vita molto più personale. Quanti posti ci sono? 7 in totale. 7 posti, quindi 7 uomini che occupano questo appartamento, vivono la loro vita al di fuori, quindi lavoro e altro, e poi... Avendo comunque come riferimento il personale operativo, comunque i volontari di Casa San Francesco nell'espletamento di tutte quelle che sono le necessità che
che superano, per così dire, gli aspetti di vita quotidiana all'interno di una casa. Diciamo. Sì. Questo anche questo è un altro step del complessivamente, rilancio della persona. Sì, stavo dicendo, complessivamente l'utenza accolta, le persone a cui diamo ospitalità, oggi sono 97, senza poi considerare tutti coloro che accedono ai nostri servizi dall'esterno, mensa, docce, guardaroba, eccetera. Concetta, c'è un mondo. Voi vi siete incrociati proprio alla festa del crocifisso? Sì, sì, mercatino della solidarietà. Com'è andata? Le associazioni sono entrate in campo proprio ancora una volta approfittando della festa della Riforma e anche per collaborare con la Casa San Francesco, perché poi penso che collaborare sia fondamentale in questi casi, come ovunque, da soli si fa ben poco. È andata bene per le associazioni, anche questa è stata un'occasione importante per conoscere, per farsi conoscere, per porre luce su tanti aspetti che magari presi dai ritmi di oggi sfuggono. Ascoltando anche le sue parole riflettevo proprio su questo. Fare volontariato oggi significa anche cogliere degli aspetti che altrimenti non vedresti nemmeno. È un'occasione importante per chi lo fa e per chi lo riceve. Mi permetto di agganciarmi a questo discorso delle nuove povertà, ci confrontavamo anche prima su questo. Ovviamente il CSV guarda al volontariato e ai disagi a 360 gradi. E proprio per quanto riguarda l'ambito delle nuove povertà è stata creata una piattaforma online visibile sul sito www.csvcosenza.it. È uno strumento che è nato da un tavolo di discussione, no? Che ha visto proprio partecipare tutti i soggetti del campo, ed è uno strumento che si vuole dare per chi versa in condizioni di disagio e di difficoltà. Entrando su questa piattaforma c'è la possibilità di vedere subito a colpo d'occhio quali sono i servizi di cui posso usufruire, chi è che me li fornisce, quali sono quelli più vicini a me. È anche questa una porta aperta, quindi chiunque ancora, mi riferisco ad enti, ad associazioni, chiunque ancora non si ritrova in questa piattaforma può assolutamente entrare a farne parte, e approfitto di questo spazio per invitare altresì chiunque viva in questo momento un disagio. Oggi parliamo appunto di nuove povertà, no? Perché magari siamo nell'era della tecnologia, della comunicazione veloce, alcune cose sembrano veramente impossibili, eppure è la realtà, è la nostra realtà, e sicuramente non si può affrontare con indifferenza. Il centro in questo mette assolutamente la persona al centro di tutto e mira non solo a fornire gli strumenti ai volontari, ma anche a chi lo riceve il volontariato, perché appunto parliamo di persone. Ecco, interessantissimo questo, quindi una persona che ha bisogno, ha dei problemi, può andare sul sito csvcosenza.it e scoprire quali sono i servizi a sua disposizione. Nuove povertà, c'è proprio questa dicitura, nuove Tanto povertà. Bisogna riconoscersi in questa categoria e non è facile, però poi una volta vinta questa titubanza ci si rivolge a chi può dare qualcosa. Pensavo per esempio all'ambulatorio che sta creando la Casa di San Francesco. Siamo in una terra, lo scopriamo ogni giorno, ecco come si intersecano gli argomenti, dove abbiamo un'incidenza oncologica bassa rispetto al resto del paese, ma una mortalità molto alta. Questo perché? Perché c'è una diagnosi inesistente. Pensate allo screening sulla mammella al nord è al 76%, da noi al 29%, quindi chi scopre purtroppo di avere un tumore alla mammella lo scopre troppo tardi, quando c'è poco da fare. Manca l'attenzione anche culturale, ma anche la disponibilità di risorse per accedere ai controlli. Un ambulatorio del genere, non so se sarà anche oncologico, ma è un inizio per una nuova cultura, è una nuova cura accessibile che poi ritorna anche nella spesa sanitaria, perché più ci si ammala, più ci si scopre tardi ammalati e più si costa, e allora guardiamo anche questo aspetto che sta tanto a cuore
all'appropriatezza, così Certo. la chiamano i medici che vengono ospiti su questi tavoli. Insomma, dobbiamo lavorare per vincere, per fare tante trasmissioni. Sì. E poi la conoscenza è come sempre l'arma vincente, è veramente l'arma che ci rende liberi di scegliere, quantomeno conoscerle le cose per poi poter Voi scegliere. dal punto di vista sanitario cosa prevede il CSV? C'è qualche associazione che Sì, offre? assolutamente sì, lo dicevo prima. Fra le 30? Sì, allora, c'è veramente tanta bella realtà. Non sono ipotesi, non sono come dire, opinioni soggettive, parliamo di realtà. Ci sono tanti volontari che donano il proprio tempo e, come dicevo l'altra volta, poi in particolare quello ospedaliero è anche un po' più delicato perché comunque devi entrare nei reparti, lo devi fare con gli strumenti giusti, ci sono quindi dei corsi di formazione per entrare nei vari reparti e nelle storie delle persone. Mi colpisce sempre, ogni qualvolta poi ci confrontiamo, abbiamo modo di confrontarci con i volontari, raccontano, no, pensando ai reparti pediatrici, quando poi ci si trova con un bambino, no? Quindi con la spontaneità, perché si parte anche dall'accoglienza. Anche qui c'è la conoscenza, ci sono tante forme come dire, di portare fuori questo volontariato. E il bello è che poi queste strade che si incontrano, queste storie che si incrociano, fanno sì che il bambino nel momento della dimissione quasi quasi come dire, rientra a casa però con il sorriso. È la favola dei bambini. Assolutamente sì. Ed è il modo per far vivere queste esperienze. Sì. Sì, Gianluca, ritornando all'azzardo comunque della nostra progettazione del poliambulatorio, i medici volontari che hanno condiviso con noi questa idea realmente azzardata, addirittura vorrebbero proporsi di evitare per chi si rivolgerà comunque alle cure o a una fase di screening all'interno del poliambulatorio, la possibilità di dover successivamente ricorrere al pronto soccorso per inquadrare meglio la diagnosi. Ecco perché lo sforzo sarà quello di dotare il poliambulatorio di tutta la strumentazione necessaria perché un eventuale sospetto diagnostico possa essere inquadrato anche a livello strumentale nell'ambito dello stesso ambulatorio, cioè in qualche modo tenendo conto anche dei tempi di congestione del pronto soccorso, si vorrà incidentalmente anche intervenire per fare in modo che chi si rivolgerà a Casa San Francesco per accedere a questo tipo di servizio possa, almeno in minima parte, inquadrare un eventuale sospetto diagnostico direttamente nel luogo presso il quale si reca, avvalendosi quindi non solo della strumentazione necessaria ma anche delle professionalità volontarie dei medici che saranno disponibili. Attualmente voi all'interno della struttura della Casa di San Francesco e delle altre avete comunque un supporto medico e soprattutto psicologico, perché quello che ho notato è che è chiaro e logico che al di là di un problema economico c'è proprio un problema come dire, psicologico delle persone che vivono questa condizione, sia che si tratti di una condizione economica difficile ma anche familiare. Ricordo per esempio la storia di un ragazzo costretto a vivere lontano dai propri figli, 100 km che possono diventare 1000 se non si hanno i mezzi, se non si hanno le possibilità, la disponibilità da parte delle persone che vi sono accanto. Sorrido perché mi dai l'opportunità per darti un riscontro diretto rispetto a questa storia. Comunque, non dimmi che no, c'è lieto fine. No, perché... un parziale lieto fine, nel senso che comunque questo ragazzo intervistato a suo tempo ha raggiunto dei livelli minimi di autonomia per i quali alcuni giorni fa ha lasciato la struttura ed ha preso in fitto comunque una casa per vivere, per riprendere comunque a vivere comunque in un contesto di maggiore normalità. Mi fa molto piacere. Sì, lo stiamo ripetendo e ribadendo quanto la povertà abbia assunto e stia assumendo e continui ad assumere, per così dire, delle forme e delle modalità con le quali si manifesta che sono diverse rispetto al passato. Mentre prima prevaleva il bisogno di ordine materiale, adesso
nel più delle volte la prima risposta che si deve dare è di ordine affettivo, di ordine psicologico, per dirla in maniera più professionale per certi versi. Il bisogno purtroppo che si manifesta in maniera prevalente rispetto a tutti gli altri è tante volte il bisogno di una compagnia, di un accompagnamento anche nel vivere i fenomeni della povertà. Ecco perché l'immagine della casa che ricorre ormai sempre più frequentemente nelle immagini che riguardano l'opera di Casa San Francesco vuole esprimere questo calore, questa vicinanza, questa prossimità, la volontà di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno di Casa San Francesco di rendersi compagni di viaggio in un'esperienza che sicuramente, se anche drammatica, può nel tempo e con le volontà giuste avere delle opportunità di riscatto, di redenzione, di riscoperta, comunque di una vita buona. Ci fermiamo un attimo, ci vediamo fra pochissimo, vedremo anche degli spot con Concetta Caravetta per invogliare in questo mondo del volontariato. A fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Di nuovo in studio, seconda parte del 920, partiamo subito con uno spot del CSV. Chiedo a Enzo Netti di mandarlo in onda. Sapevi che oggi in Calabria esistono 530.000 persone in stato di bisogno a cui mancano diritti e assistenza? Il CSV di Cosenza ha creato Rete Solidale, una mappa interattiva e in continua crescita di servizi presenti nel territorio provinciale. La mappa, consultabile facilmente su internet, è una rete di associazioni di volontariato e di altre realtà che gravitano intorno al mondo del volontariato e offre servizi diversificati alle persone in stato di bisogno. Servizio mensa, assistenza farmaceutica, alimenti, vestiario, centri diurni, dormitori e servizio doccia, primo ascolto, assistenza legale, ambulatori, trasporto sanitario, dopo scuola e laboratori creativi. Grazie a Rete Solidale, le associazioni e le realtà del terzo settore avranno la possibilità di entrare in contatto concretamente, di conoscersi, di fare rete e rafforzare la risposta ai bisogni del territorio. Rete Solidale non si rivolge solo alle associazioni, ma aiuta anche le persone che stanno attraversando un momento difficile o che si trovano in stato di necessità ad orientarsi tra i vari servizi offerti dal volontariato. Ma per far funzionare bene questa grande rete abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche del tuo. Ecco cosa puoi fare. Se sei un'associazione, entra a far parte della rete offrendo i tuoi servizi. Se sei un'azienda, puoi contribuire con risorse finanziarie o donazione di beni. Se sei un ente pubblico, puoi sostenere le associazioni del tuo territorio mettendo a disposizione spazi e risorse. Se sei un cittadino, puoi donare il tuo tempo o dei beni alla rete, oppure segnalare una situazione di bisogno. Unisciti ai 40 enti no profit che hanno già aderito a Rete Solidale e che ad oggi garantiscono oltre 100 servizi diversificati. Unisciti agli oltre 600 volontari di Rete Solidale che ogni giorno aiutano 8.000 persone. Rete Solidale, la risposta del volontariato alle nuove povertà. Ecco, quello che dicevi nella prima parte, tutto sintetizzato in questo spot, neanche a farlo apposta, oggi Gazzetta del Sud, cronaca di Cosenza, cresce il disagio sociale, i poveri sono ben 8.500, parla proprio il presidente Gianni Romeo, che l'abbiamo avuto ospite sia in studio che anche in un contatto telefonico con Pasquale qualche mese fa. Una minore su due in difficoltà, questo è l'aspetto, lo avete capito, che mi sta a cuore di più. Insomma, la problematica dei bambini è quella che mi colpisce di più ed è quella che ci fa soffrire tanto, per la quale dobbiamo muoverci.
È una bellissima iniziativa questa, perché dà la possibilità di leggere, di capire subito chi può fare cosa. Esatto. E Cosa come, posso e ricevere, come posso fare, cosa come posso fare. E dove. E dove. Dov'è il servizio a me più vicino. L'abbiamo ripetuto più volte, è un momento storico particolare. Sono aspetti che magari pensiamo siano irreali, ma così non è. Fare volontariato o anche l'esistenza di strutture come prima ci presentava, di cui prima ci parlava Pasquale, non è che vanno a risolvere completamente, no? Quelli che sono i disagi, magari, ma così non è. Però a volte il modo di approcciarsi alle cose è fondamentale, così nel banco alimentare, così nel volontariato, così in strutture come la loro. Aiutare significa anche dare gli giusti strumenti per poi far sì che una persona riesca a riappropriarsi della propria autonomia. E quindi, come ci diceva poco fa Pasquale, esatto. rimettendo in pista una persona, ma poi 300 servizi vuol dire che già una persona comune, anche con uno stipendio medio, fatica a tappare le falle della vita quotidiana. Con 300 servizi io penso che quei 30-40 a disposizione possano dare una mano concreta. Certo, quindi usufruire del servizio e imparare anche... Parliamo dei giovani, voi siete giovani, più di me sicuramente, ed è bello questo, avere in studio persone che sono ancora negli ENTA e che si occupano di questo ambito e sono ai vertici proprio di queste organizzazioni. Ci sono i ragazzi che si avvicinano grazie anche all'alternanza lavoro. Il vostro volontario medio quanti anni ha? Allora, a me piace pensare che non ci sia un'età, cioè che ci sia il volontario di tutte le età. Lo dico sia per esperienza personale, anche per quello che vedo sul campo. Io ho iniziato da piccolissima, però e vedo ancora oggi con l'esperienza che comunque ci sono persone veramente senza età. Il volontariato non mi va di dire un'età media, è per tutte le età. Vengano anche i pensionati, sì. no? Che poi sì, una volta sì, liberi, come no, è chiaro. certo. Vi prometto che Ti fra una quarantina d'anni, quando sarò in pensione... No, fra 40 anni, ti vogliamo già da adesso. Io lo faccio così. Sì. Allora, quindi comunque ci sono tanti giovani, dai, questo puoi Sì, dirlo. assolutamente sì. Poi i giovani sanno sempre come sorprenderci. Oggi magari è probabile, no, si senta dire i giovani e il volontariato sono distanti. Non sono due mondi paralleli. Anzitutto il volontariato è un mondo che dà fiducia. Io ne sono testimone, è un mondo che mi ha dato fiducia, che ha creduto in me. E poi noi in particolare come centro servizi abbiamo intrapreso un bellissimo percorso rivolto proprio ai giovani, si chiama Volontario Anch'io, è il volontariato che entra nelle scuole. La cosa interessante, l'aspetto interessante di questo percorso è che non si va a spiegare il volontariato, no? Anche perché come vai a spiegare che cos'è il volontariato? Beh, le risposte potrebbero essere veramente tante. Una miriade. Allora noi si va lì a dire ai ragazzi vivilo il volontariato, vieni a provare, quindi ci sono le associazioni pronte ad accogliere questi ragazzi e la risposta, devo dire, è veramente incoraggiante. Altro aspetto interessante, non si entra nelle scuole facendo alcun tipo di promessa, non c'è il credito formativo, quindi non si dice al ragazzo vieni a fare volontariato perché poi dopo ci sarà il credito formativo, assolutamente no, è una scelta libera che poi si può trasformare proprio in una scelta d'amore e i dati lo confermano, perché tanti ragazzi che si approcciano in questo modo. Poi sono rimasti anche alla fine del percorso. Tra l'altro nelle scuole abbiamo portato anche la carta dei valori del volontariato e quindi abbiamo presentato ai ragazzi quelli che sono un po' gli aspetti cardini, no? Che regolano il mondo del volontariato, sottolineando come fare volontariato abbia anche un importante aspetto culturale, perché è fatto di comportamenti, di cose concrete, è fatto anche di parole, no? Di valori che si vanno a presentare e che hanno un certo peso. Comunque, ripeto, i ragazzi sono molto entusiasti, poi alcune realtà nemmeno le conoscevano. Il mondo del volontariato è veramente vasto ed è una scelta reciproca che poi avviene in base alla sensibilità di ognuno.
Pasquale, alternanza scuola-lavoro, voi avete in struttura... Sì, diciamo che sta diventando abbastanza ricorrente la richiesta sia di studenti delle scuole superiori ma anche di dirigenti scolastici che si rivolgono a noi per dare l'opportunità, al di là del volontariato, di realizzare un percorso di alternanza scuola-lavoro che ormai è richiesto negli ultimi anni, un po' dappertutto negli ultimi anni della scuola secondaria superiore. E devo dire che se è vero che piace pensare che il volontario non ha età, è altrettanto bello ed entusiasmante constatare la genuinità dei volontari giovani. I tempi cambiano e cambiano in maniera abbastanza repentina. Penso che anche i modelli educativi ai quali io stesso mi sono ispirato sono diversi rispetto a quelli che utilizzano i giovani d'oggi o comunque gli adolescenti oggi. E in un contesto che sa in maniera eccessiva di virtualità o comunque di rapporti che allontanano sempre più il discorso della concretezza, della fisicità, l'esperienza del volontariato rimane un'esperienza necessaria per essere a contatto con una vita vera, con una vita reale, per in qualche modo allontanare anche quelle immagini un po' edulcorate o disincantate di un'esperienza che mai come oggi ha il sapore di virtualità e alcune volte anche di apparenza. È più la tua sorpresa nello scoprire un mondo giovanile che è diverso da questi cliché, oppure è maggiore la loro scoperta del mondo del volontariato? È maggiore la scoperta delle potenzialità di ragazzi che comunque risentono di una cultura che è quella alla quale abbiamo fatto riferimento adesso, che messi alla prova in un'esperienza di volontariato riescono a tirare fuori la parte più bella, più buona di sé, che diversamente penso purtroppo per le situazioni che viviamo sarebbe rimasta inespressa. E questo è bellissimo. E magari nemmeno ne erano a conoscenza, no? Quindi certo. È veramente un'occasione per conoscere e anche per conoscersi. Infatti. E in questo anche le scuole, devo dire, si sono rivelate mature perché hanno aperto, no, le porte. Sì. C'è una telefonata? Sì. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buonasera, chiamo da Catanzaro e mi chiamo Peppino Bisantis. Buonasera, ci dica. Sono un volontario. Il giovedì mattina vado a lavorare con Gesù e per Gesù al conventino di Sant'Antonio. Sono portatore di pacemaker, ho il Parkinson. Do tutto me stesso per curare mia moglie che ha l'Alzheimer e do tutto me stesso per essere utile ai miei fratelli in Cristo. È inutile che mi dicono che questa gente che proviene da fuori bisogna, non dico eliminarla, ma attutirne l'entrata. Io seguo quello che dice Gesù: qualsiasi cosa fate ad uno di essi lo avete fatto a me. Ed io sono convinto, per quelle 2 righe che ho scritto, che la felicità non è un'utopia, se del Signore ci segue la via. La felicità è amare Dio attraverso il fratello, scrollarsi di dosso il pesante fardello di odio e rancore che ribolle nel cuore, aprire gli occhi, alzarli al cielo, ormai ricoperto di un lugubre velo. Non farti rubare la speranza, vai controcorrente, esorta Francesco a tutta la gente. Alla regina che in cielo risiede, rivolgiamo con fede le nostre preghiere, a che sotto il suo manto generoso l'anima purgante e il cuore errante trovino conforto e riposo. Se la pensassimo tutti in questo modo, se praticassimo
quello che il Signore ci dice di praticare, vivremmo nell'anticamera del paradiso. Grazie Siamo signor noi. Bisantis. Grazie a voi. Grazie mille per la sua testimonianza. Il nostro telespettatore da Catanzaro che vive una situazione difficile, però dà aiuto agli altri, è un bel esempio. Leggevo l'articolo del Sole 24 Ore, Pasquale Perri, accountability e trasparenza, parole d'ordine con le quali la Casa di San Francesco vuole accrescere il proprio capitale di fiducia e proiettarsi nel futuro. Sì, Gianluca, lo dicevamo la volta scorsa, ormai l'argomento della riforma del terzo settore è un argomento ai più del mestiere noto. Ci sono già dei tentativi di sperimentazione che stanno portando avanti associazioni o comunque realtà, mi viene in mente Italia Non Profit, che sta iniziando a censire tutte le realtà del terzo settore presenti in Italia. Sicuramente intanto verrà l'istituzione di un registro unico degli enti del terzo settore a livello nazionale, consentirà a tutti di essere censiti in maniera esclusiva, evitando eventuali forme di caos o di confusione anche nell'identificazione degli enti. Questo servirà a voi e agli utenti? Soprattutto agli utenti, perché tieni presente che i dati, che tante volte sono quasi, non dico da alcuni demonizzati, ma non vengono considerati nella loro importanza. I dati non consentono soltanto agli enti di proiettarsi bene nel futuro, quindi di attivare delle strategie di sviluppo nel futuro, ma servono soprattutto anche agli interlocutori esterni, benefattori, istituzioni, utenti stessi, ad acquisire quella conoscenza dell'ente che è necessaria per farsi la giusta idea. E l'accountability, questo termine che abbiamo in qualche modo importato nella nostra cultura anche economica, è proprio la necessità di dare conto di come le risorse che arrivano sia per quella che è la parte di distribuzione delle risorse pubbliche e sia da parte dei benefattori, aziende e privati, trovano una destinazione in quella che è l'attività dell'ente. Sì, viviamo nell'epoca in cui la trasparenza è d'obbligo. Penso che diventi una necessità, un obbligo, anche per considera che nell'obbligo di trasparenza... Tornando alle fake news, ne abbiamo sentite tante e dunque... rientrerà anche la necessità di rendere pubblici gli emolumenti che si corrispondono negli enti del terzo settore a dirigenti anziché a personale operativo. Questo perché tutti abbiano contezza, al di là di qualsiasi forma di strumentalizzazione dei dati, di come vengono usate le risorse, che siano pubbliche o private. O private. E questo è molto molto importante, non dovrebbe essercene bisogno, però adesso diventa veramente un'esigenza anche per avere credibilità intanto e poi per catturare l'attenzione di altre persone che magari per questo motivo restano lontane. Gianluca, considera che questa per certi versi è un'esperienza che è stata preceduta da molti anni negli Stati Uniti. Esiste un motore di ricerca, Charity Navigator, all'interno del quale tutti i donatori dell'America possono in qualche modo inserire il nome dell'ente al quale vogliono destinare la propria carità o la propria beneficenza ed avere dei dati indicativi sufficienti per capire se quell'ente è realmente affidabile o no, quindi se è giusto destinare la mia beneficenza, la mia carità ad un ente che sa come impiegarla o se diversamente insomma, potrebbe finire nel calderone di tante forme di contributo che magari servono alcune volte a sostenere il niente. Del resto la cronaca ci insegna insomma, che dietro a volte a braccialetti venduti o a clown terapia, non solo Striscia Notizia, ma anche noi abbiamo sgamato, tra virgolette, dei personaggi che poi rovinano tutto il mondo del volontariato, che infangano questo, e poi fanno perdere fiducia e credibilità. Concetta, dicevamo appunto dei servizi, poi c'è l'università, la cittadella, sono tantissime cose da dire. Tante cose. Parto con i servizi. Allora, il CSV, il Centro Servizio Volontariato, innanzitutto chiariamo che è un organismo che nasce in attuazione della legge quadro sul volontariato, la 266 del 91,
e a Cosenza è stato istituito e che, come dire, ha anche il suo obiettivo è quello anche di qualificare quelle che sono le azioni del volontariato. A Cosenza è stato istituito nel 2003 dal COGE, che è il Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato della Regione Calabria, ed è gestito appunto da Volontà Solidale, che è la famosa associazione di associazioni senza fini di lucro. I servizi sono molteplici. Prima di entrare nello specifico voglio dire che CSV sono innanzitutto le persone, c'è uno staff tecnico altamente qualificato che compie quotidianamente un lavoro di precisione e di responsabilità, e insieme a loro il direttore Maria Carla Coscarella e il vice direttore Giussi Alitro, e poi ovviamente c'è la squadra del direttivo capitanata dal super presidente Gianni Romeo. Sì. Il lavoro del CSV, i servizi sono veramente molteplici, c'è l'accoglienza, i servizi base, e l'associazione viene presa per mano e viene accompagnata in tutto il percorso. Ci sono i servizi base, c'è l'accoglienza, la consulenza, la documentazione, progettazione sociale, comunicazione. Faccio degli esempi più pratici. Quando dico progettazione sociale significa dire, ne parlavamo prima, è un volontariato al passo con i tempi, che vuole essere protagonista della progettazione non solo locale e nazionale ma anche europea. In questo i tecnici, i professionisti del centro offrono tutti quelli che sono gli strumenti, compresa la FAD, che è la formazione a distanza, un altro strumento di cui si può usufruire, ed essere sempre aggiornati con bandi e novità. Oppure la documentazione, cioè documentare tutte le attività delle associazioni, creare una sorta di curriculum dell'associazione. Esiste anche una banca dati, tutto visibile sul sito csvcosenza.it, una banca dati che serve sia a documentare e anche ad intensificare le possibili reti che possono nascere fra le varie associazioni. Benissimo. L'università invece? L'Università del Volontariato è una bellissima iniziativa, come dire, è un orgoglio un po', no? di questo, diciamolo così. Già il nome stesso università, un termine che è stato usato anche per dare autorevolezza, no? Perché fare il volontariato non significa improvvisarsi, non significa far parte di un mondo in cui tutto è lecito. Ci sono delle nuove sfide che i volontari devono accogliere, che vogliono accogliere, e devono appunto avere gli giusti strumenti. Questo è l'Università del Volontariato, è il primo del Sud Italia, e poi hanno seguito Salerno e Bari, è frutto di un esperimento concretizzatosi poi dalla CSV di Milano. Come dire, è anche un modo anche per mettere in rete il nostro centro servizi con quelli del resto d'Italia. È un percorso che i volontari fanno, è un pacchetto completo dove c'è la possibilità di interfacciarsi con professionisti del settore. Non rilascia, il titolo che si rilascia non è spendibile, come dire, professionalmente. Neanche la laurea per questo. Vabbè. Oggi ci sta la battuta. Però, come dire, è il titolo che viene rilasciato all'Università della Terza Età, non lo ritroviamo scritto nel curriculum personale, però dà veramente un'esperienza che ognuno di noi lo porta sempre con sé e poi lo mette in campo. Dopo la conferenza festeggeremo le prime 8 lauree. Ecco la conferenza, sì, appunto. Sì, e poi verrà presentato il nuovo catalogo per il nuovo corso che andrà da ottobre a giugno. Allora, grazie a Concetta. Nel calcio dice il possesso palla, l'ha avuta 70% lei e 30% tu, l'ho calcolato. Pasquale, allora i saluti perché siamo in chiusura, con l'obiettivo, la prossima tappa, step, l'abbiamo detto. La prossima tappa, come abbiamo detto, è l'ambulatorio. Non vediamo l'ora. Sì, speriamo di farcela per la prossima festa di San Francesco, quindi per il prossimo ottobre. Noi saremo lì a inaugurarlo e farci la prima visita. Grazie. Grazie a Concetta, grazie a Pasquale Perri, grazie a Concetta Carravetta, vicepresidente del CSV, grazie a Pasquale Perri, direttore della Casa di San Francesco. Noi ci vediamo prossimamente, Linea Dovente c'è anche domani, arrivederci. Civico 59, speciale primavera. Camicia uomo, paghi 2, prendi 3. Jeans e pantaloni Liu Jo, €40.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.